Buongiorno a tutti dalla Chiesa di Udine, in via Croazia, Chiesa friulana di Udine. È giusto avere un'identità davanti al Signore, perché ci conosce e ci conosce per nome, così come è scritto in questo versetto, in Isaia 43, versetto 1, ecco lo vedete sullo schermo, e dice: il Signore solo è colui che salva Israele, ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele, non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quante cose è il nostro Signore? È colui che salva, è il creatore, è colui che ti ha formato. Mi piace tantissimo questo verbo, formato, che è come costruire, è come partire da zero, ti ha creato dal nulla, ti ha fatto così, ti ha riscattato, dice ancora più avanti, ti ha chiamato per nome. E io lo sto leggendo a ritroso adesso, perché dico adesso non temere, rileggo la frase al contrario. Perché non bisogna temere? Perché colui, il nostro Signore, il Re dei Re, ci ha salvati, ci ha creati, ci ha formati e ci conosce per nome. Quale privilegio essere conosciuti per nome dal nostro Signore. Chi è più famoso di Dio? Lo chiedo a te che sei in sala. Conosci qualcuno più famoso di colui che ti ha creato, di colui che ti ha formato? Io no. È ancora più bello alla fine. Tu sei mio, questa possessione, è bello appartenere a te, Signore. Sì, lode a te, Signore, perché mi stai dicendo che io sono tuo. Ma non solo io, anche tu in sala. E per tutte queste cose, Signore, vogliamo dirti alleluia, alleluia per ciò che fai. E diciamo alleluia. E anche tu da casa, alleluia per ciò che fai. Alleluia per chi tu sei, dice questo canto. Facciamolo in piedi questo canto, usando la mascherina, perché quando ci alziamo ricordiamoci anche cosa dice il nostro governo, di farlo in piena sicurezza. E noi vogliamo dare anche questo esempio al nostro governo e grazie a tutti i nostri politici. Approfitto anche per dire questo. Cantiamo questo canto, alleluia. Alleluia, Signore, alleluia per ciò che fai, alleluia per chi tu sei, creatore, Signore. Voglio lodarti, Signore, vogliamo lodarti, Signore, tutto il giorno oggi, con forza, con potenza, Signore, perché ti meriti tutto questo e anche altro, Signore. Grazie, Signore, anche perché possiamo godere di questa splendida giornata che abbiamo fuori. Grazie perché possiamo godere della libertà di riunirci. Grazie, Signore, perché possiamo leggere la Tua parola che è ricca di insegnamenti, Signore. Tu non tradisci mai, Signore. Tu sei l'unico vero Dio, Tu ci hai formati, Signore, ci conosci per nome. E noi, Signore, vogliamo appartenere a Te, come hai detto nel libro di Isaia. Alleluia, Signore, continua tu a guidare questo momento di lode, nel nome potente di Gesù. Amen. Amen. Bene, accomodiamoci e leggiamo questo breve salmo, Salmo 150, che inizia così. Alleluia. Lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nella distesa dove risplende la sua potenza. Lodatelo per le sue gesta, lodatelo secondo la sua somma grandezza, lodatelo con il suono della tromba, lodatelo con il salterio e la cetra, lodatelo con il timpano e le danze, lodatelo con gli strumenti a corda e con il flauto, lodatelo con cembali di Dio. Lodino i mari e la terra qua giù,
Salmo 23, 23 da 1 a 6. Il Signore è il mio pastore e nulla mi manca. Tra un po' lo vedremo anche sullo schermo. Egli mi fa riposare, va bene, lo leggo io, in verdeggianti pascoli. Mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminasse nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo. La mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. E io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Come vedete, il Signore è un pastore che ha cura delle sue pecore. Il Signore è un pastore che non ti fa mancare nulla. Ti guida in acque calme, per sentieri di giustizia, e non bisogna temere alcun male, perché Lui è il nostro bastone. C'è stato un periodo nella mia vita dove ho portato delle stampelle dopo un infortunio, e quello che mi dava sicurezza era proprio la stampella, o le stampelle, erano due. Il Signore è quello per te. Hai dei momenti di difficoltà, stai vivendo un momento difficile, porta le stampelle che il Signore ti sta dando. Metti il tuo peso, carica il tuo peso su di Lui, perché quando portavo le stampelle caricavo tutto il mio peso, ero molto più magro, grazie a Dio, se no si spezzavano adesso. Caricavo tutto il mio peso su quelle stampelle. Tu hai problemi oggi, carica il tuo peso su di Lui, ti porterà Lui, ti porterà il Signore. E la frase più bella è la frase finale: e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. E Gesù ha aggiunto: per l'eternità. L'Eterno è il mio pastore. Amen.
Preghiamo. Prega tu da casa, prega tu in sala. Gloria a te, Signore, perché tu sei il mio pastore. Gloria a te, Signore, perché un giorno mi sono accorto che avevo bisogno di un pastore. Tu eri lì pronto. Sia benedetto il tuo nome, Signore. Gloria a te perché sei ancora il mio pastore dopo molti anni. Sia lode al tuo nome, Signore. Io ti seguirò. Amen. Amen. Signore, ti adoriamo stamattina per la buona creazione, per tutto quello che hai creato dal primo giorno della settimana fino all'ultimo. Quando hai pensato a noi, lo hai fatto nell'ambito di una relazione trinitaria, quando hai potuto dire in quel momento facciamo l'uomo a nostra immagine, Signore. Grazie per quell'alito, quel soffio che ci distingueva da tutto il resto, Signore. Per quella coscienza, Signore, che potevamo avere in quel momento di essere all'interno del santuario, all'interno di quel giardino che era santuario, Signore, e potevamo percepire i tuoi passi, Signore, potevamo assaporare quella relazione. E noi questa mattina, in virtù del sangue della croce, del sangue del Signore Gesù, rientriamo dentro al santuario, rientriamo davanti alla tua presenza, e per questo siamo liberi. Siamo gioiosi, Signore. Alleluia. Possiamo farlo come popolo, e così gli strumenti, le vocazioni sono tutte a tuo servizio e per la tua gloria. Raccogli oggi, Signore, la nostra adorazione. Amen. Nel nome di Gesù. Amen. Gloria a te, Signore. Io ho cercato l'Eterno ed egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutti i miei spaventi. Quelli che riguardano a lui sono illuminati e le loro facce non sono vergognate. Questo afflitto ha gridato e l'Eterno l'ha esaudito. Grazie, Signore. Amen. Gloria a te, Signore, non ti ringraziare, Signore, ti vogliamo innalzare, ti vogliamo glorificare per ogni cosa che tu fai per noi, Signore, per come conduci le nostre vite, Signore, per come conduci questo mondo, Signore. Signore, noi ti ringraziamo, sei degno di lode, Signore, sei degno di essere innalzato al di sopra di ogni cosa, Signore, perché tu sei il nostro Padre, sei il nostro condottiero, Signore, sei la nostra vita, sei la luce nell'oscurità, Signore. Noi ti ringraziamo perché tu ci fai vedere questa luce, ci fai vedere cosa ci circonda, Signore, ci fai vedere quello che tu sei, Signore. E lo vediamo in ogni cosa, Signore, lo vediamo nella natura, Signore, lo vediamo in quello che hai creato, Signore, che è una cosa fantastica, Signore. Signore, noi ti ringraziamo, ti loviamo perché tu provvedi a tutti, a ognuno, a grandi e piccoli, Signore. Tu non fai distinzioni di nessun tipo, Signore, tu sei giusto. Non hai dei pregiudizi, Signore, ma per te tutti sono uguali, Signore. Noi ti vogliamo ringraziare per questo, Signore, ti vogliamo ringraziare perché tu sei il nostro Padre, Signore, non possiamo dire a te. Tu sei le nostre stampelle, Signore, come ha detto anche il Pastore, che possiamo appoggiarci, possiamo andare avanti, Signore, molto spesso ce ne dimentichiamo, ma tu sei il nostro Padre, Signore, sei la nostra stampella, Signore, sei la nostra forza, Signore. Noi ti ringraziamo e ti lodiamo nel nome di Gesù. Amen. Gloria a te. Padre, grazie per il privilegio di appartenerti, grazie perché siamo tuoi, ci hai riscattati, ci hai chiamati per nome, grazie perché hai pagato il posto nostro nel debito che noi non potevamo pagare, grazie per la grazia che ci hai dato in Cristo Gesù, questa grazia, Signore, è disponibile ancora per tutti coloro che credono, Signore, opera in cuori, coloro che sono ancora nella terra, Padre.
Signore, essere già col pensiero nell'eternità, Signore, che tu hai acquistato per noi la vita eterna, Signore, ci hai dato, che è a nostra disposizione perché tu hai pagato. Grazie, perché non sei rimasto su quella croce, ma sei risorto e ora vivi e regni nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo. Ricevi la lode, ricevi l'adorazione che ti spetta, Signore, perché ne sei degno. Amen. Amen. Grazie Signore perché oggi hai accolto il nostro culto, Signore, l'adorazione verso di te, Signore. Io voglio anche pregarti per chi in questo momento è in sofferenza, per chi come qualche sorella c'ha il padre o la sorella o il fratello in difficoltà ed è in ospedale, per qualche fratello che invece ha dei problemi fisici, qualche sorella. Voglio pregarti per coloro che in questo momento sono in terapia intensiva e stanno soffrendo in ospedale. Utilizza gli operatori sanitari, Signore. Utilizza i tuoi figli tra gli operatori sanitari. E grazie, Signore, per averci dato questi medici che hanno studiato, Signore, hanno studiato per salvare delle vite, Signore. In loro si vede una delle tue qualità, Signore. E se c'è qualcuno tra gli operatori sanitari e tra i medici non convertito, Signore, portalo da Gesù, Signore, davanti ai tuoi occhi, al tuo trono. Benedici, Signore, il proseguo del culto e la parola che ascolteremo a breve da Vittorio Sutto, nostro fratello. Amen. Bene, buongiorno a tutti. Dunque, la parola, il momento fondamentale nella vita del cristiano è quello in cui ci si incontra con la parola, perché la parola trasforma, ma anche forma, ma anche informa. Ancora una volta abbiamo trovato e troveremo anche oggi nella parola di Dio la nostra informazione, la nostra formazione. Se possiamo mandare in onda la premessa, l'introduzione, troveremo che oggi parleremo degli operai e verificheremo che in una certa misura tutti noi possiamo essere, dovremmo essere degli operai che si rallegrano, che sono rallegrati per il lavoro che fanno, operai diligenti, perché la diligenza e l'attenzione sono importanti per coloro che lavorano e dovremmo verificare che noi operai siamo sempre pronti a migliorare, non siamo mai arrivati all'area finale, dobbiamo sempre pensare al miglioramento. Possiamo anche guardare agli esperti, possiamo e dobbiamo guardare agli esperti perché gli esperti ci possono indicare come si può essere degli operai migliori di quelli che siamo. Siamo, come ricordate probabilmente, alla lettera ai Filippesi. È una lettera che Paolo indirizza ai credenti di questa importante città dell'impero che è Filippi. Vi sono nella lettera notizie sulla prigionia, quello che abbiamo fatto finora insieme,
soprattutto è un'esortazione alla gioia, alla perseveranza, all'umiltà e alla santità. Cristo poi rimane l'esempio principe di irrepressibile splendore. Bisogna tenere alta la parola di vita, anche questo abbiamo trovato. Così fanno per esempio Timoteo ed Epafrodito, o Epafrodito che dir si voglia, che sono operai, tra virgolette, collaboratori di Paolo e uomini degni di fiducia e di onore. Nel capitolo 3, che tra qualche istante leggeremo, troviamo l'esortazione a rallegrarsi e a fare attenzione che a coloro che si dicono cristiani ma non sono circoncisi nel senso più vero della parola, non sono circoncisi interiormente, perché questo bisogna essere. Gli aspetti esteriori non danno nessun vanto, scrive l'Apostolo, quello che è eccellente è solo la conoscenza di Cristo. Tutto il resto è spazzatura, pensate un po', che parola. La giustificazione dei peccati deriva solo da Cristo mediante la fede. È necessario dunque progredire in quella direzione. Paolo si propone anche come esempio per i filippesi, consapevoli di essere già cittadino del regno dei cieli in attesa dell'istituzione definitiva di quel regno e nella consapevolezza che ha ancora un lungo cammino da percorrere, forse anche di pochi giorni, perché lui si trova in prigione e corre il rischio di essere giustiziato, ma lui sa che anche se per pochi giorni ci può essere e ci deve essere una crescita. Leggiamo il capitolo 3, i versetti sono dall'1 al 21 e osserviamo come l'Apostolo si comporta. Del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Io non mi stanco di scrivervi le stesse cose, e cioè garanzia di sicurezza per voi. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare, perché i veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. Benché io avessi motivo di confidarmi anche nella carne. Se qualcun altro pensa di aver motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io circonciso l'8° giorno, della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo, figlio di ebrei. Quanto alla legge, fariseo, quanto allo zelo, persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge irreprensibile. Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua resurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a Lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla resurrezione dei morti. Non che io abbia già ottenuto tutto questo, o che sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti. Corro verso la meta per ottenere il premio della celeste
vocazione di Dio in Cristo Gesù. Sia dunque questo il sentimento di quanti sono maturi. Se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Soltanto dal punto a cui siamo arrivati continuiamo a camminare per la stessa via. Siate miei imitatori, fratelli, e guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in voi, perché molti camminano da nemici della croce di Cristo. Ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo, la fine dei quali è la perdizione, il loro Dio è il ventre e la loro gloria è in ciò che torna a loro vergogna, gente che ha l'animo alle cose della terra. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore Gesù Cristo il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. Preghiamo. Sì, Signore, noi vogliamo essere dei buoni operai che camminano, perché stando fermi non eseguiamo il nostro lavoro. Sì, Signore, per noi il vero esempio, e informaci anche sugli esempi che possono venire da coloro che ci possono portare a Te con maggiore qualità. Aiutaci, Signore, a comportarci in modo degno dell'Evangelo. Aiutaci, Signore, a verificare ogni giorno le nostre condotte e a rallegrarci, perché Tu sei il vero rallegramento, Signore. Te lo chiediamo nel nome potente di Gesù Cristo. A Te, Signore, affidiamo anche queste parole, tutto alla Tua gloria, Signore. Inducici ad essere chiari nell'esposizione e chiari nella comprensione per chi ascolta, Signore. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, che aspettiamo. Amen. Comportatevi in modo degno dell'Evangelo, senza dispute, senza contrasti, era stato anche scritto. Per il resto, per quel che rimane da dirci, rallegratevi. Allora pensavo che c'è una grande differenza tra il rallegrarsi e l'allegria. Sì, sono ripetitivo, lo so, dice l'Apostolo Paolo, ma dobbiamo dircele tante volte queste cose perché non ci bastano mai. Allegria è un sentimento superficiale, dicevo della differenza che c'è tra il rallegrarsi e l'allegria. L'allegria è un sentimento superficiale, è una felicità vaga, per qualcosa di estemporaneo, è un sentire incompleto e passeggero, frutto di un'emozione che scorre via e che dopo che è passata ci riporta di fronte alla situazione, forse oscura, che avremmo voluto superare con quella provvisoria felicità. Rallegrarsi invece significa rinnovare il vero motivo per cui possiamo sentire serenità in noi stessi, essere completi, ricostruiti dentro, come se un ricostituente ci potesse aver rinforzato. Il rallegrarsi non è estemporaneo né superficiale, è definitivo. Il rallegrarsi è consapevolezza di uno stare bene che va al di là di qualcosa di improvviso e forse casuale. È un cosciente modo di conoscere se stessi, comprendendo la propria condizione di redenti nel Signore. I cristiani non devono essere allegri, spensierati, costruttori di un'effimera, improbabile felicità, ma devono rallegrarsi continuamente, rinnovare la serena consapevolezza di appartenenza a Dio. Ci si rallegra nel Signore, non nelle cose del mondo. Possiamo cogliere
l'effimera, improvvisa e provvisoria casuale felicità nelle cose del mondo, l'ingenua apparente sicurezza che cade al primo soffio di vento. L'allegria possiede in sé il presupposto di un termine prefissato da essa stessa. Colui che è allegro tutto sommato sa di poter godere di questo stato e attende la fine di quel momento con rassegnazione. L'allegria ha un presupposto pagano, eredità del politeismo e di una lettura classico-antica. Sapete che cosa dicevano i latini? No? Lo sanno tutti, soprattutto noi che siamo tutti un po' figli, tra virgolette, della latinità. Dicevano: godi finché puoi, prendi l'attimo, cogli il momento, tutto il resto passa, approfitta di tutto nel momento della tua gioventù, dell'istante che il destino ti concede, perché tra un po' tutto finisce. E l'allegria dunque è perenne insoddisfazione, scorrimento veloce, attraversamento di una felicità che è opportunità improvvisa. Chi non la sa prendere perde. Ma questa filosofia è il presupposto della sconfitta inesorabile, per la quale è solo questione di tempo. Il rallegrarsi cui si riferisce Paolo è invece un senso di appartenenza che supera i limiti di tempo e di spazio nei quali siamo immersi. È una coscienza precisa che siamo in Cristo e solamente se lo siamo abbiamo uno status nuovo, una certezza, una cittadinanza e con esse un ruolo e un dovere. Il carpe diem, il cogli l'attimo, ancora si trasforma in un vivi in Cristo. Rallegratevi nel Signore, nella sua definitiva potenza rinnovatrice. Siamo uomini nuovi, non siamo casuali ed estemporanei. Siamo operai preziosi per il Signore. Quindi non temiamo nulla nel nostro rallegrarci, perché esso non passa. Mi veniva in mente, mentre scrivevo questi appunti, un autore della letteratura italiana che si chiama Lorenzo Medici, è stato anche un grande statista, dice che la giovinezza sfugge, del domani non v'è certezza. C'è qualche cosa di sereno e di pacifico e di definitivo invece nella parola di Paolo ai Filippesi, che va ben al di là di questa concezione umanistico-rinascimentale che è di origine pagana e classica. Prima Cronache 16:10: si rallegri il cuore di quelli che cercano il Signore. Lo rilego che è comparso: gloriatevi del suo santo nome, si rallegri il cuore di quelli che cercano il Signore. Prima Cronache 16:10. Quelli che cercano il Signore lo troveranno, si esalteranno. Senza il Signore c'è un vuoto che nessuno può riempire. Alla luce della grazia di Dio si gioisce e ci si rallegra. Ma fatelo appunto, perché rallegratevi, abbiate la certezza che la serenità vera è quella che viene dal Signore. E sto ripetendomi, dice Paolo, non ho paura di essere ripetitivo, desiderate dialogare, ascoltare la sua voce, siate in pace con Lui, la vera shalom nasce solo da Lui, superate la provvisorietà, rivestitevi della sua rallegrata sicurezza. Il rallegrarsi è un incoraggiamento a tutti i credenti di tutti i tempi storici e in tutte le situazioni. L'Apostolo esprime questo sentimento dal carcere, attenzione, l'Apostolo esprime questo sentimento dal carcere. È lui che avrebbe bisogno di essere incoraggiato e che dovrebbe rallegrarsi in modo relativo, forse, trovandosi in carcere. Eppure è lui che dà questo incoraggiamento ai Filippesi, è lui che li incoraggia in questo modo. È interessante, secondo me, vedere ancora oggi come uomini e donne che sono nella malattia sanno rallegrarsi e sanno essere operai che incoraggiano gli altri.
E la seconda cosa che Paolo sta dicendo è che sostanzialmente che vuole un lavoro diligente. Guardatevi, sembra che cambi completamente il discorso, invece è in continuità con quello che è stato detto. Guardatevi dai cattivi operai e da coloro che si fanno circoncidere. I cattivi operai sono tali perché non lavorano bene o perché vogliono danneggiare. Coloro che si fanno mutilare sono i giudei che insistono sulla circoncisione sottovalutando l'opera di Cristo che è salvifica per grazia. I cattivi operai sono come i cani, dice Paolo, inadeguati, sia che essi siano negligenti, sia che appositamente vogliano recare danno. La negligenza, il lavoro poco diligente non sono ammessi nella casa di Dio. Il Tempio deve essere curato sempre con solerzia e attenzione. Il lavoro del cristiano è conseguenza e premessa alla salvezza. Pensate al Tempio di Gerusalemme, quello che è stato costruito da Salomone su indicazione di Davide e di cui si parla nel libro delle cronache che stiamo facendo. Pensate un po', c'è una diligenza e un'attenzione assoluta da parte di coloro che sono gli operai servitori. Certo, prima viene la salvezza, poi si fanno le opere. Senza la salvezza non ci possono essere nemmeno buone opere. La salvezza acquisita solo per i meriti di Gesù. Le opere sono inutili se la salvezza non è acquisita per i meriti di Gesù. Ma le opere sono importanti e bisogna essere buoni operai. Allora Paolo mette in guardia sui cattivi operai, coloro che fanno male, perché agiscono con negligenza, perché non si applicano con solerzia e serietà all'opera che è di Dio e non loro. Forse sono pigri o immaturi, da costoro dobbiamo guardarci, state attenti e dobbiamo anche incoraggiarli a fare bene. Poi ci sono altri cattivi operai che devono essere osservati attentamente, anche costoro, perché questi sono quelli che fanno il male appositamente, proprio per danneggiare la Chiesa. Nel corso della storia i cattivi operai hanno sconvolto la parola, hanno introdotto falsi insegnamenti, hanno giustificato la violenza e la guerra. Riconoscere questi cattivi operai è importante, ma si deve riuscire a individuare anche i cattivi operai che vengono in veste da pecora e sono lupi rapaci che vogliono sbranare il gregge. Pensate un po' sulle parole di Gesù, queste che troviamo in Matteo 7, i 15 e 18 sono in versetti di riferimento. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai loro frutti. È Gesù che parla. Dunque, i cattivi operai ci sono e individuare i lupi è importante. Questo non vuol dire introdurre la cultura del sospetto in ogni cosa, in ogni incarico, ma certamente la vigilanza è fondamentale. L'Apostolo poi sembra farci comprendere che è una cattiva azione operaia anche ritenere la circoncisione necessaria per la salvezza. È infatti noto che alcuni giudei convertiti consideravano la circoncisione fondamentale per accompagnarla alla grazia. Contro questa posizione Paolo sottolinea l'assolutezza della fede. Noi non mettiamo la nostra fiducia nella carne, dice e scrive. Il nostro culto è spirituale, eppure no, sostiene. Avrei molti motivi per confidare nella carne. Io circonciso l'ottavo giorno, fariseo, beniaminita della tribù di Beniamino, figlio di ebrei. L'Apostolo può considerarsi un vero prototipo
un perfetto uomo di Dio, ma egli sa e scrive che tutto ciò non vale nulla per lui. Tutto ciò, pensate che parola ha usato, è vero, mi ha sempre colpito questa parola quando ho letto, è spazzatura rispetto alla grazia che viene da Cristo, anzi quasi un danno, perché puoi essere ingannato o credere in te più che in lui. Come dire che oggi la laurea o corsi di aggiornamento in vari settori possono indurmi a credere in una sorta di superiorità culturale o pratica di varia natura nei confronti dell'altra parte dell'assemblea. L'eccellenza della conoscenza di Cristo pone in secondo piano tutto il resto che provocatoriamente potremmo definire spazzatura. Qui il termine spazzatura, a mio avviso, deve indurre anche a non credere a qualcosa di necessariamente immondo, ignobile, ma qualcosa di inutile. Come tante cose che vengono accumulate negli anni nelle nostre case, che non sono immonde, non sono immorali, ma sono profondamente inutili. E mi viene in mente un libro di un autore che è un editorialista del Corriere della Sera, si chiama Severnini, che scrive La testa degli italiani. In questo libro dice che ognuno di noi italiani sta costruendosi un piccolo personale museo, perché questo oggetto mi ricorda che i bambini erano piccoli, quest'altro oggetto mi ricorda la zia d'America, e noi tutti ci carichiamo di oggetti. Io sono il primo che bisognerebbe buttare fuori da questa sala perché sono il primo colpevole, raccoglitore di tutti gli oggetti inutili, anche le automobiline con le quali giocavo 60 anni fa. E allora tutte queste cose sono spazzatura. Sono spazzatura di fronte all'eccellenza di Cristo, certamente sì, lo possiamo capire, ma sono spazzatura anche nei confronti della nostra vita pratica, perché se continuiamo a riempirci di queste cose, a un certo punto dovremo uscire noi di casa per fare spazio a tutti i ricordini che vengono da tutti i luoghi che noi abbiamo visitato, da tutte le cose che abbiamo vissuto. Quindi, insomma, queste cose vengono accumulate negli anni e non c'è niente da vantarci di tutto questo che abbiamo conservato. Dobbiamo soltanto avere il coraggio di buttare, ma qualche volta buttare vuol dire anche un'altra cosa. Ci sono gli oggetti che non servono, che forse manca il coraggio di buttare, ma dobbiamo anche pensare che il buon operaio è colui che non attribuisce eccessiva bontà al suo lavoro, che sa considerare in un certo senso spazzatura anche il suo lavoro, nel senso che non deve vantarsi. La circoncisione, per esempio, non è un vanto. L'appartenenza a una famiglia cristiana nemmeno, eventualmente può essere un'esperienza in più. Non un titolo cui aggrapparsi. In questo senso l'Apostolo scrive di aver rinunciato a tutto. Non si tratta di una rinuncia all'orgogliosa consapevolezza di un'appartenenza, ma si tratta della certezza che si può rinunciare a ciò che non serve. Il buon operaio ha bisogno di strumenti e li sa riconoscere nella loro utilità, li sa usare. Che operaio so? Che operaio sono se non so usare uno strumento? Un martello pneumatico è estremamente tecnologico, moderno, per fare un esempio, magari ho i soldi per comprarlo, ma non lo so usare. Ora, allora voglio fare a me per primo e a ciascuno di voi una domanda. Tu che operaio sei in Cristo? Sai usare gli strumenti che Lui ti ha messo a disposizione con allegrezza, come abbiamo detto? Li vuoi usare o preferisci tenere i tuoi strumenti in magazzino, magari per farti una bella scatola di oggetti da conservare per sempre? Come certi collezionisti che tengono le cose addirittura nella loro confezione originale,
ho conosciuto dei collezionisti di piccole vetture e questi collezionisti di automodelli, io ho un amico, non sono io, non guardate male, ho un amico che addirittura non voleva far giocare i figli con quegli automodelli perché diceva sono così belli da collezione e li teneva inscatolati, vero? E dopo gli è passata e quasi quasi stava per portare la malattia a casa mia e sono stato per molto tempo a rischio anche in questo senso. Ma quello è collezionismo. Il buon operaio invece apre la scatola, legge le istruzioni, comincia a usare, forse anche sbaglia, ma lavora. Nell'officina di Cristo servono buoni operai, dirigenti e dipendenti dal capo officina, che è Cristo. Guardatevi dai cattivi operai che adoperano male gli strumenti che Cristo mette loro a disposizione. E siate buoni operai che lavorano per rendere gloria al capo degli operai. E non mettete il talento sottoterra per restituirlo al Signore quel giorno, ma fatelo fruttare, perché a questo siete chiamati. Nessuno ti loda perché sei parte dell'azienda, ma eventualmente per quello che fai nell'azienda. Fare parte della Chiesa è sufficiente? O va invece riconosciuto che il buon operaio lavora nella Chiesa con impegno? Terza considerazione, non sono mai arrivato. Nel manuale del buon operaio di Cristo sta anche scritto che non sono mai arrivato. Devo migliorare, conoscere Cristo, la potenza della sua resurrezione, vivere la comunione delle sue sofferenze. Sono 3 parametri che fanno emergere una continua inadeguatezza da parte di noi operai. Per quanto ci impegniamo, non riusciremo mai ad essere perfetti. Siate perfetti, dice la parola, ma è in quella direzione che dobbiamo tendere, nell'umiltà e nella certezza di un risultato. Non che io sia già arrivato alla perfezione, verso 12, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono stato afferrato. Sono anche certo di delusioni e fallimenti. Sono certo. Non sono a rischio. Ma li affido a Cristo. Mi rendo conto che in quell'occasione non sono stato abbastanza bravo. O per nulla bravo. O sono stato un operaio imprudente. O non ho rispettato le regole. Perché andare in un cantiere di edilizia, fate un giorno questa prova, andate a vedere quante regole sono scritte fuori dal cantiere che vanno tutte rispettate. Se non le ho rispettate e non ho ottenuto il risultato, una cosa faccio: dimentico le cose che stanno dietro e mi protendo verso quelle che stanno davanti. Quindi di fronte ai fallimenti non dico ho fallito, piango, ma dico devo migliorare la prossima volta. Infatti si dice così, no? Non si piange sul latte versato, quello ormai è versato. E dimentico, attenzione, dimentico, non scordo. Gli errori li vedo e faccio esperienza. Dimenticare non vuol dire buttare tutto a mare e far finta di nulla. So di avere sbagliato e sto attento che la prossima volta non accada di nuovo, perché quell'esperienza non la voglio più fare. Quando ero giovane correvo in macchina. Adesso so che qualcuno di voi sorride perché dice ma tu sei uno che va a 40 all'ora in autostrada. Ben adesso. Io ho fatto delle cose molto imprudenti in macchina, delle quali in un certo momento mi sono anche vantato, come dire, guarda che bravo che sono a fare queste cose. E invece non c'è niente da vantarsi, c'è da vergognarsi. Ma io ho agito in modo da mettere in pericolo me stesso e da mettere in pericolo gli altri. Non dovevo farlo. Però
non posso nemmeno continuare a fustigarmi per cose che sono state commesse, perché indietro non si torna più. E allora non mi vanto della bravata, ma ringrazio Dio che ha vigilato sul mio poco buon senso. In questo senso non dimentico, non scordo, ovvero dimentico nel senso che butto dietro le spalle il fallimento e vado oltre. Sono soggetto a errori, caratteri, situazioni, provocazioni. Dimentico in questo senso ciò che sta dietro, proiettandomi in quello che posso fare. Quello che hai fatto male o che non hai fatto non lo puoi recuperare, se non nel senso che devi sapere ciò che potrai fare. Dunque non sei mai arrivato. Continuamente ti confronterai con il fallimento. Solo Cristo è perfetto e non fallisce mai. Corri verso il premio, perché esso è raggiungibile nella celeste vocazione di Dio, in Gesù Cristo. Nel tempo tutto sarà rivelato e il Signore ti farà vedere come puoi migliorare tutte le tue prestazioni che vuoi offrire nella tua vita privata, nella tua vita, nella tua famiglia, nella tua vita pubblica, nella tua vita nella Chiesa. E quindi si continui a camminare nella via, si prosegua costanti e si guardi anche come lavorano gli operai esperti. Gli operai esperti possono essere osservati. Si deve guardare il libretto di istruzioni, si deve avere buona volontà, ma si può anche osservare i buoni operai e si deve osservare i buoni operai. Tanto è vero che l'Apostolo Paolo dice: siate miei imitatori, verso 17, e guardate quelli che camminano bene. Non guardate chi cammina male, chi è nemico della croce. State attenti a non seguire l'esempio di chi non vuole fastidi, rogne. Il nemico della croce non ama i sacrifici, vuole tutto liscio. Chi me la fa fare? Già ho i miei problemi. Il nemico della croce non ama fare fatica. Ci sono molti esempi che si possono fare. La fatica stanca, impegna, qualche volta non si vedono risultati immediati. Pensavo fosse più facile, credevo che avrei potuto raggiungere quel risultato. Questa volta mi sono proprio scocciato, mi sono proprio stancato. Non essere nemico della croce, qualche volta ti stancherai, qualche volta ti può accadere di essere scoraggiato, ma non fermarti e guarda all'esempio dei buoni operai che non si scoraggiano mai. Hai fatto qualcosa per Gesù e lo hai reputato fatica inutile? È una domanda per me e per te. La ripeto, hai fatto qualcosa per Gesù e l'hai reputata una fatica inutile? Non è stata fatica inutile. Tutte le volte che hai testimoniato, in tempo e fuori di tempo, non lo hai fatto per nulla. Te lo dice la parola, te lo dice il libretto delle istruzioni. Poi ci sono anche i nemici più pericolosi, altro punto. Acerrimi nemici della croce, quelli la cui fine è la perdizione. Per costoro non deve concentrarsi la nostra attenzione. Questi sono fuori dalla nostra cittadinanza, perché noi siamo concittadini e siamo tutti concittadini di coloro che vivono nei cieli. È là che noi dobbiamo guardare, è da là che arriverà il Salvatore. Noi lo aspettiamo, sappiamo che non tarderà, ma che giungerà puntuale, come da programma. Siamo imitatori dei buoni operai, anche sapendo attendere nella fede il ritorno. Atti, capitolo 1, versetto 11. Uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. E siamo certi
della sua presenza, anche al di là di questa attesa. Matteo, capitolo 28, versetto 20, insegnando loro a osservare tutte queste cose che vi ho comandate di Gesù, ed ecco, è Gesù che parla, ed ecco io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. E allora ecco che c'è una promessa e c'è una presenza. Io ritornerò, io sono con voi. È interessante guardare questo modo indicativo, io sono con voi, non è un futuro ma è un presente. Io sono con voi, il Signore è con noi, non sarà con noi, non potrebbe essere, ma è con noi. Un giorno l'operaio sarà perfetto, con il corpo trasformato, e il suo rallegrarsi sarà perfetto, perché Dio può sottomettere e trasformare ogni cosa e lo farà in modo completo e perfetto. E siccome l'operaio sarà perfetto e perfezionato da Lui, dobbiamo andare in quella direzione, consapevoli che in questo momento non lo siamo, ma coscienti che questa è la direzione da seguire. Preghiamo insieme. Signore, come buoni operai vogliamo seguire il libretto delle istruzioni, e nel libretto delle istruzioni è scritto di rallegrarsi, è scritto di lavorare diligentemente, è scritto di guardare con attenzione che il lavoro non sia danneggiato, è scritto di essere attenti a perseguire l'obiettivo, perché l'obiettivo lo raggiungeremo, nella consapevolezza umile che siamo imperfetti, che siamo in cammino, e la perfezione è solo quella di Cristo. Lode a te, o Signore Gesù Cristo, perché tu sei l'esempio perfetto, perché tu sei il vero buon operaio, colui che, leone della tribù di Giuda, figlio di Davide, si è fatto servo, schiavo fino all'ultimo. Signore, quando pensiamo a queste cose non riusciamo a comprendere fino in fondo, anche se il libretto delle istruzioni lo abbiamo letto molte volte. Guidaci, Signore, a leggere sempre con più diligenza la tua parola, per essere buoni operai, per essere consapevoli dei nostri limiti, ma anche delle nostre potenzialità, Signore. A te sia la lode, a Gesù Cristo sia la lode. Amen. Grazie al fratello Vittorio per la parola. Credi di essere arrivato e ti sbagli di grosso. La nostra corsa non è finita, la nostra corsa è appena iniziata. Se sei un operaio, allora utilizza questo strumento che il Signore ti ha lasciato. E oltre a questo strumento, continua a credere in Gesù. Io credo in te, Gesù. È per te che io vivrò. Cantiamo questo canto insieme. Che gioia, Signore, appartenere a te, Signore. È per te che io vivrò. Vogliamo dirlo in questa sala tutti assieme, Signore, è per te che io vivrò. Alleluia, anche tu da casa. Puoi appartenere al popolo che il Signore ha creato, al popolo che il Signore ha salvato e vuole ancora salvare. Unisciti a noi nella lode, nella preghiera. Unisciti a noi nel canto. Per tutta la settimana non dimenticare queste parole che il Signore oggi ti ha lasciato, ti ha donato.
È per te, Signore, che io vivrò. Amen, alleluia. Signore, fai che ogni persona che è qui dentro, oggi anche qui all'esterno, viva per te, Signore, te lo preghiamo. Falli vivere per te, amen. Amen. Prega anche tu. Amen. Bene, ci lasciamo con un versetto dalla seconda lettera di Giovanni, il versetto numero 3. Grazia, misericordia e pace saranno con Dio, con noi da parte di Dio Padre, con noi da parte di Dio Padre e di Gesù Cristo, il Figlio del Padre, nella verità e nell'amore. Buona domenica a tutti. Amen.